La foresta di Tarvisio si arricchisce nel territorio del comune di Malborghetto Valbruna di un'ulteriore opportunità per quei turisti che amano coniugare un'escursione in montagna con la scoperta della storia locale, di tradizioni e mestieri che talvolta rimangono poco conosciuti. È il Sentiero degli Alberi di Risonanza, inaugurato alla presenza del vicepresidente della regione Sergio Bolsonello, del sindaco Boris Presciren, di altre autorità e di un folto pubblico di residenti e villeggianti. Un affascinante e magico percorso di 5 chilometri e mezzo in uno scenario strepitoso ai piedi delle Alpi Giulie, che si snoda tra i grandi abeti rossi che in quest'area hanno trovato le condizioni perfette per crescere e produrre un legno dalle caratteristiche ideali per costruire la parte anteriore della cassa armonica di tanti strumenti musicali a corda di qualità, in particolare violini, viole, violoncelli, esportati in tutto il mondo e presenti in ogni orchestra. Abbiamo la fortuna, anche questo è un dono, di avere una foresta importante con un legno di risonanza che è fra i migliori al mondo. Riuscire a costruire in questo ambiente naturale con questo legno anche un percorso turistico, un percorso di conoscenza è altamente innovativo, perché questo percorso non è solo trekking, non si cammina e basta, ma ci sono anche tutte le tabellazioni per capire dove si è, cosa si sta vedendo e qual è il passato di questa foresta e qual è anche il futuro, perché una parte nella tabellazione quando viene spiegato come i legni poi diventano appunto violini e quant'altro, qui si dà una dimostrazione di come si può fare un turismo colto, ma in una semplicità e in una bellezza come quella attuale. Il sentiero si integra e completa sia con il Festival Risonanze, occasione per ascoltare musica e racconti immersi nella natura e per vedere all'opera i maestri liutai, che con un parco tematico sulla Prima Guerra Mondiale che conserva con trincee, gallerie scavate nella roccia, depositi di munizioni e punti di osservazione la memoria delle sofferenze di allora e offre ai turisti e agli studiosi un'occasione per un viaggio nel passato. Quando la natura e l'uomo decidono di lavorare assieme, grandi cose accadono, ha affermato commosso il sindaco. Questo è il nostro motto. È il motto del comune. Abbiamo una natura meravigliosa in Val Canale, nel Tarvisiano, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare facendo infrastrutture ecocompatibili a basso costo ma a alto gradimento di pubblico. La risposta alle sfide del turismo moderno si trova nella nostra storia, nel nostro patrimonio e nelle nostre tradizioni. Dobbiamo essere in grado di lavorare per costruire progetti di valorizzazione corale che sappiano mettere assieme le specificità che ci contraddistinguerlo, ha concluso Bolsonello, definendo questo tipo di offerta integrata un turismo innovativo nella semplicità. Grazie, arrivederci, ciao. Salve.